Ragazzi, tutti del comendone veneziano. Allora, siamo a Monza e purtroppo ho dovuto fare, diciamo, dei cambi perché avevo praticamente i componenti distrutti. Siamo 18esimi e 12esimi. Pazienza, vediamo cosa combiniamo in gara. Però poi, per le prossime gare abbiamo tanta bella rovina. Cioè abbiamo, diciamo, la macchina praticamente nuova. Vai. Non vorrei sfidare la sorte, ma si intravede qualche nuvola in cielo. No, ma per questa pioggia non mi Siamo su ricordo. uno dei circuiti più antichi Pip, d'Europa. pip, Questo è pop, il Gran Premio pop. d'Italia. Go, go, go. Bisogna fare qualche punto Si qua, ormai comunque il spengono quarto le posto è luci e via, abbastanza partiti. sicuro. No, non è prevista pioggia per la gara odierna. Dai che se no si fa la rimonta della vita. A Ocon tanto carburante, a Norris zero. Boh, vedremo se... Come on, come on, come on, come on, please, please, la la la. Scusa, dopo questa posso anche andarmene. La McLaren sale e va avanti. Vola Norris, vola Norris. Già decimo. Lando, from Lando. This garage has just gone mental. Mamma mia, che partenza di Lando, che partenza! Passo spettacolare della E McLaren. P16 Ocon, bravo Ocon. Con il piccolo Russell avanti. Yellow flag, yellow flag. Un'auto largata, speriamo non noi. Mamma mia, ragazzi, com'è partito Ocon. Qui è andato largo. Mezzo, Diamo vabbè. un'occhiata al replay. Vediamo. Guardiamola meglio. Qui abbiamo Joe. Mamma mia. Va a largo, del tutto fuori. Ma com'è partito, ragazzi? Norris molto aggressivo. Mamma mia, Norris. The Crazy Norris. The Crazy Norris. La macchina comunque è forte, perché la macchina ha fatto un bel sviluppo e dobbiamo chiaramente partire però già bene il prossimo anno, perché noi abbiamo perso praticamente le prime 6, 5-6 gare qua, che per questo ci troviamo comunque al quarto posto ancora, perché dopo le ultime gare abbiamo fatto veramente bei risultati. Tanto Ocon è 15esimo, andiamo a vedere il piccolo Ocon. Dai, ci siamo, ci siamo. Possiamo velocizzare un attimo. Abbiamo sempre due gare da fare. L'ottavo Norris. Scusate. DRS enable. È tutto enable. Testa coda, zio cane Ocon. Ma perché? Non ho ferite, ma vaffanculo. L'auto perde aderenza e si gira. Ha problemi Vediamo Ocon? un po'. Diamo un'occhiata alla McLaren. Errore imperdonabile di Ocon. Mamma mia, ha perso tipo 10 anni Ocon. Niente, ancora purtroppo troppi errori. So we are low on battery at the moment. Confirm. Mamma mia, Ocon è praticamente gara finita. Benissimo, perfetto. Ci vuole una safety car per farlo rientrare, eh? Giro più veloce, giro più veloce di Lando, che però è finita un po' il suo sprint. Ancora giro veloce di Norris, ma non basta per pigliarsi. Ancora problemi però. Ha bloccato le ruote. Boh, non capisco veramente Qualcuno è andato largo. Ocon in difficoltà, ragazzi, eh. Ocon è in difficoltà. The hot and temps just going to need some lift and coast. Yeah, confirm. Grosse difficoltà per Ocon. Ci vuole una safety car, ragazzi, che però a Monza sarà dura. Allora, vediamo il prossimo stint. È medio e sempre aggressivo, ok. Per far entrare Ocon bene ci vuole la safety car. Norris, attenzione, non ci credo, non ci credo. Cosa è successo? Oh, ragazzi, bandiera rossa però.
Mamma mia, meno male. Che sfiga però, che sfiga. Siamo andati via in fuga. Non ho guadagnato niente da sto errore, ma dai. Basta, gara compromessa per tutti. Gara orrenda, veramente. Colpi di scena negativi solo per noi. Vai. So box. Male, male, male. I primi... Yeah, Sì, confirm. sì, fino ai primi 5 sono in fuga. La McLaren ora sta volando. And there's the fastest. Bravo con... Copy. Copy. Però Ocon si sta volando il 16esimo. Ocon, vabbè, va bene. Gara un po' così, un incidente qua che non è successo niente, alla fine ma ci ha bloccato per 20 secondi praticamente. Non so. Serve una safety car, ragazzi, è l'unica chance che abbiamo di rientrare. Adesso vanno nei box tutti gli altri, sarà un bel recupero adesso. Ocon in zona punti. Norris 13esimo. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ok, è entrato nella finestra Ocon. Ocon invece dopo il prossimo c'ha aggressivo con soft. Ok. Molto bene. Ok, tornano davanti. Che è chiaro che Ocon comunque ha buttato via la gara con quell'errore imperdonabile. 23 secondi dal quarto al quinto. Ok, facciamo proprio strategie diciamo da manuale. Proprio per non rischiare nulla. Box. Una gara così questa, attenzione allo flag Yeah, veloce. happy to box. Sembra ci sia un Ocon bloccaggio. torna a 16esimo, chiaramente. C'è poco da fare qua, è una gara che la mano mia non serve a molto, cioè proprio standardizzata Easily così. fastest Una out of merda. country Perché... mile. Yellow flag veloce. La McLaren sale e va avanti. Ok, Norris. Come appena entrato nella fine. Ma che cazzo? Chi è che è andato largo? Oh, ma mica vado adesso, ma stiamo impazziti. Lui dopo all'ultima con la media rossa e anch'io. Ma qua sta andando oltre sull'ultima. C'era il massimo anche lui. Ma qua può andare tranquillo qua. Che so stai box, ma questa è proprio una cagata. No, non vai box adesso, no, stiamo scherzando. Vai box Verstappen, vediamo un po' qua. Allora, il Leclerc è finito. Però gara veramente un po' così. Lec ai box. Ma che cazzo si sono sparati questi? Ma non è vero. Cioè, vaneggio incalcolabile. Norris, quinto Norris, Ocon sta cercando di recuperare da Yoko. Yellow flag veloce. Margine carburante ridotto, lo so, ma Sembra ancora che qualcuno sia andato largo. dovrebbe calare, teoricamente, spero. Ocon se la dura, zona punti per Ocon. 22 secondi abbiamo, mamma mia. Qualcuno ha allargato la traiettoria. 22 lunghissimi secondi. Adesso ragioniamo un attimo. Ok. Abbiamo... Sì, perché non ce la facciamo ancora. Non ce la facciamo con le soft. Facciamo così. Vai. So box. Un attimo così. Potenza. Oh, qua un po' più vicino, quindi teniamo così.
Però, ripeto, gara proprio... Ho capito subito che era una gara di merda questa. Con tutto il rispetto. Norris scivola 15esimo addirittura, eh. Mossa era veramente dura. Struggling a bit with the rear. Copy all of that. Forse poteva mettere le soft, What do we forse, do? ma... Abbiamo le medie anche qua, e dopo così possiamo spingere al massimo. And box, box, box. Una gara proprio che mi ha scoglionato, non puoi fare un incidente che dura 20 secondi e perdo tutto, dai. Rischio di andare a punti con nessuna delle due, eh. Sorpasso spettacolare della McLaren. Gara proprio brutta questa, eh. Forse ho sbagliato tutto anch'io, non lo so. Non ho ben capito, onestamente. Ma nessun altro va ai box, ormai. Cannata in pieno, ragazzi, eh. Cannata in pieno alla strategia. La cosa purtroppo è ufficiale. Norris sta avvicinando alla zona punti, già questo è positivo. No, sta tirando come un porco Norris. Ottavo. Settimo, bene. Sesto, bene. Dai, spingi almeno sesto. Un'auto è appena andata larga. Dai, sesto, dai, sesto. Niente, settimi, tredicesimi. Male. Probabilmente non l'ho gestita bene io. Ma ripeto, mi è scoglionato, non puoi fare un incidente di 20 secondi e tenere fermi 20 macchine, dai, cioè, non è assurdo, assurdo. Norris torna a settimo, costruttori. Viaggiamo bene, dai, 30 punti di vantaggio. Sono un buon bottino. Ocon, Norris e Ugaz. Avevamo anche la penalità, chiaramente, che ha influito, purtroppo. Vediamo un po' qua. Finanze. Ok, abbiamo più soldi da spendere, meglio. Perfetto. Ragazzi, siamo qui a Singapore, ancora penalità 13esimi e 15esimi perché avevo scatola dell'ERS praticamente al 20%. Quindi due gare un po' così, sto cercando di dedicarmi più allo sviluppo della macchina il prossimo anno. 30 punti dal quinto posto di vantaggio, è un po' un rischio, lo so, però a questo punto voglio puntare di più sulla prossima stagione, che deve essere quella veramente della lotta per il titolo. Non dico della vittoria, ma della lotta. Vai. Quindi facciamo così, beh. Il cielo sembra sereno. Bello. La gara di stasera non dovrebbe... Dai raga, spero una gara un po' diversa perché a monte mi sono scazzato da morire con quel problema che è sorto per Hamilton, che ha fatto la cagata Hamiltoniana. Si spengono le Go, luci go, go. e via, partiti. Allora, tutti con le soft praticamente, tranne ovviamente Norris e Magnussen, gli unici due che rischiano le medie. Vediamo chi ha ragione. Tanto Ocon già crollo oconiano. La McLaren sale e va avanti. Invece vogliamo come sempre un Lando furioso. Vai, possiamo andare un po' più veloce. E vediamo. Norris subito show. Qua possiamo veramente fare una bella gara. Abbiamo che un assetto quasi al 99% tutti e due. DRS has been enabled. 11esimi e 12esimi, bene. Certo, gli altri sono già in fuga, però vabbè. La gara è ancora lunga. Copy that. Copy. So we are low on battery at the moment. Però cominciare adesso a rimontare. Però qua un super a Norris, incredibile. Problemi per Norris. Addirittura 13esimo Lando. L'Alpine avanti ora. Con Norris qualche problemino oggi. Dai Norris, su. Quando partiamo dietro facciamo fatica però, questo l'ho proprio notato. Alfa Romeo settimo e ottavo, attenzione, la sfida è con loro, Norris fa fatica perché alle medie, raga, infatti Ocon comunque è già, insomma, molto più avanti. Vediamo veramente, dopo chiaro che qua la safety car è probabile, non sicura ma molto probabile. Di solito ogni gara è diversa dall'altra, cioè nel senso dove non c'è la safety car arriva e viceversa.
Norris fa fatica con le medie. Non è stata una bella scelta, forse, eh? Gara molto piatta qui a Singapore per il momento, eh? Norris rimane nono. Bloccato proprio dall'Alfa Romeo, cacchio, adesso vedo. Incidente in pista. Big shunt. No, cosa è successo? Copy now. Ancora. VSC, VSC. Copy. Virtual safety car. Virtual safety car. C'è un incidente. Sì, Vediamo vabbè, non è cos'è possibile. successo. Però bene che l'Alfa Romeo, L'Alfa finché Romeo sbaglia è l'Alfa rimasta godo. coinvolta. Boom. Ed ecco lo Mamma schiaffo. mia, mi sono visto andare a fancuore. Tanti vanno ai box anche. Sfruttano la virtual. Interessante. Vediamo chi ha ragione. Ciao Bottas. Bah. Addirittura vanno con le hard. Bel casino, bel casino. Tutti quelli, diciamo, di meno forti sono andati ai box. Ocon settimo, Norris decimo. Virtual safety car. Abbiamo tempo un attimo di riordinare le idee, certo, siamo molto indietro, eh. Ocon è a 12 secondi da Gigi Hamilton. Chiaramente non sviluppando la macchina, questi sono i rischi, è chiaro. Però se non arriviamo quarti va bene. Ferrari, Red Bull, Mercedes sono superiori, c'è poco da fare, bisogna sviluppare la macchina per il prossimo anno. Questa è l'idea comendiana. Così il prossimo anno partiamo già bene e andiamo alla grande. Attenzione. Go, go, go. Don't be afraid to use the tires. Dai. Copy. Opi. VSC Si is rivola. Quanto va nei box i big? Va nei box i big. Ocon quarto, Norris settimo. Ho capito. Vanno tutti ai box i big, sono tutti praticamente. Con secondo, che bello, Russell in strafuga ragazzi, eh. Russell in strafuga. Primi e secondi ragazzi, primi e secondi, il problema è che dobbiamo ancora fare la sosta, questo è l'unico vero problema. Apri box, medie. Aspetta un attimo. No, pausa. Ocon, medie, sempre aggressivo, ok. Medie, vai. Box, box. Yeah, happy to work. Copy. Ocon scivola al 10° posto. Va bene, dai, meglio di niente. Perfetto, siamo proprio sulla strategia, diciamo, molto regolari. Ci vuole il colpo di scena, però. Ci vuole il colpo di scena, ragazzi. Attenzione, attenzione. Incidente, ma non sembra grave. Cioè, nel senso, chiaramente non deve essere nessun incidente grave. Però Charles, ragazzi, questo è il nostro avversario, va bene. E questa è la Ferrari. Certi casi questa è utile per la sosta di Norris. Brutto, brutto, ma non bruttissimo, non si è fatto Qualcosa è andato niente. davvero molto storto. Però Leclerc rimane primo, è stato fortunatissimo, Charles. Molto fortunato, Carletto. Ok, le medie. Medie Box, box. e Yeah, arancione, confirm, happy to box, ok. yeah.
E anche Sainz ci supera, ragazzi, è normale, ci sta. Ocon nono intanto bene. La McLaren sale e va L'importante è avanti. stare davanti alle Alfa Romeo. Ocon settimo, comunque bravo, bravo. Ocon ha fatto un bel stint, il primo. Safety car adesso, che sfiga. Che sfiga. Safety car, safety car. Mamma mia. Accident. Copy. Proprio adesso. Appena fatta la sosta, che nera. Penso ci sia un incidente. Vediamo Ecco com'è il stato replay. l'incidente, se era safety Facciamo car attenzione a Kevin o se Magnussen. l'hanno proprio magheggiata. È un incidente molto brutto. Sì. Fuori Magno se ne è ritirato anche. Ah, peccato però proprio adesso, porca miseria. Chiamate i box un giro prima. Ok, il plotone tutto insieme adesso di nuovo. Ocon settimo, Norris decimo, però ci siamo tutti avvicini. Adesso una bella chance di fare punti. Dai fioi, dai. Copy. Ok, e dopo, anche perché dopo diciamo Ocon avrà un altro stint con le medie a cannone. Mentre Norris ha uno stint a cannone con le softe, forse posso andare anche un po' prima. Adesso vediamo, vediamo. Tutto da valutare. Però importante safety car, almeno compatta il gruppo nuovamente. E vediamo che succede. So safety car is in this lap. Okay, confirm. Dai raga, stiamo sull'arancione intanto. Pick up the pace. Copy. E come siamo tutti abbastanza vicini, Leclerc forse un po' più consumato anche per l'incidente. Vai. Andiamo ragazzi, sarà un bordello adesso, Dai, Ocon sesto, bravo. Ocon quinto, bravissimo Ocon. Virtual safety car, mamma mia. Sorpasso spettacolare della McLaren. Delle auto si sono schiantate. Schiantate? Diamo un'occhiata al replay. Diamo uno sguardo. Siamo su. Immaginavo il bordello. Sì. Sì, succede di tutto in pista. Mamma mia, veramente? So VSC. Vedo safety car ovviamente. Qua tra un po' forse potrei puntare anche a fare questo stint qua con aggressività massima, perché stiamo consumando pochino, però aspettiamo. Che gara, questa bella gara questa, Tanto stiamo così, non voglio rischiare. Go. So use these tires. Copy. Copy. VSC ending. Dai. VSC ending. Adesso bisogna che Norris migliori un po'. DRS has been enabled. Norris non sta facendo una gran gara. Nono Norris, Ocon quinto. Ottavo Norris, in rimonta anche Lando, giro più veloce di Norris, adesso Norris sta tirando. Adesso Lando tira. That is fastest lap. Dai Lando, dai. Siamo tutti molto vicini. Siamo tutti molto vicini. Ma non è vero, ma questo è un bug ragazzi, però sì, strategia. Lui dice che quella è la migliore, ma non condivido sinceramente. Non capisco, è un bug con l'aggiornamento. Boh. Cazzo, ancora le gomme messe bene.
poco potrei anche usare l'aggressivo, secondo me. Oh, Norris finalmente supera Verstappen. Librata, stiamo sì, adesso sì. Ancora presto. Però può andare di attacco adesso, Ocon. Ocon può permettersi di andare al massimo. Norris settimo, bene. Stai buono. Perché dopo allora Norris c'ha aggressivo al massimo, invece arancione. Ok, Norris, va bene. Va bene. Va bene, Beppe. Ok, Norris sesto, perfetto. La McLaren sale e va avanti. Quinti e sesti per il momento. (46 su 61). Voglio dire, se si può permettere Ocon, però Ocon mette le... Vedi che... Ma perché vaneggia? Non capisco sta roba. Questo è veramente un vaneggio. Ocon, aspetta. Lascialo passare. Abbiamo due gare diverse. Ok, Norris può spingere ancora. Vediamo i pneumatici. Sainz è quello messo meglio. Il resto siamo uguali. Vediamo chi ha le soft da mettere. Ultima pompata. E vediamo che succede. Reduce, lift and coast. Copy that. Dopo mettiamo le medie comunque e soft a Norris. Chiaramente con un ritmo diverso. Vediamo chi ha ragione. Devo provare due strategie diverse, se no. 42 e 55. Ocon però è vicino a chi... sì, Ocon lo facciamo andare. Vai. Box, box, box. Ocon deve andare. Stavano in. Ocon decimo, undicesimo. Perde parecchio, 12esimo con la speranza, però. Weak tire temps at the moment. Copy. And please increase Ok. lift and coast. Ok. Adesso Ocon ovviamente può spingere fino alla fine. And overtake as well. Copy that. Lo facciamo adesso, se no non sfruttiamo le soft. So box, 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 box. Andiamo a fare un po'... madonna, non abbiamo più carburante, ragazzi. Ai ai ai, brutto errore questo. Save Abbiamo fuel. usato un po' troppo, forse. Box per Norris. (11 e 12esimi). Perdiamo tanto. Forse gli altri una sosta fanno. Tutti una sosta, zio Ken. Press, Vai. overtake. Yeah, Va copy bene. Dai ragazzi, superateli però, Al manco questi. Le due soste non pagano più. Attenzione, safety car, questo sì, questa ci voleva. Safety car e abbiamo
Le gomme messe bene, è chiaro che andranno nei box gli altri. No. C'è stato un incidente in pista. Autostroll, forse ci voleva sempre prima. Diamo un'occhiata. Un po' di Lance giri prima. Stroll. Che sfiga, ragazzi, veramente sfiga atroce con la safety car. E questo mamma è mia. l'incidente. Non c'è andata bene la safety car come tempistiche. Però è vero che avevamo le gomme adesso belle. Siamo indietro però, 11-12. Ok, le auto doppiate si possono sdoppiare. È vero che loro hanno le gomme messe molto peggio di noi. Sono tirare come i disperati, però ragazzi. Nulla è deciso, raga. Nulla è deciso, anzi. 11esimi, 12esimi. Ma siamo messi bene come gomme. Quindi possiamo recuperare parecchie posizioni, secondo me. Speriamo. Tanto le auto si sono sdoppiate. Bella cosa questa, bravi. Altro giro in regime, però manca pochi giri. Ai ai ai. Questa non ci voleva, adesso però deve assolutamente finire la safety car. Ok. So safety car is in this lap. Copy. E adesso soprattutto Norris con le soft può fare un bel miracolo, dai. Dai, Ocon già decimo. Ocon decimo, attenzione, incredibile. Ocon sta andando meglio di Norris. Bottas ottavo, occhio per il discorso. Quarto posto. Norris, anche Norris va. Ocon nono. Manca pochi giri. Ocon ottavo. So we have low on battery at the moment. Ocon settimo. Yep. Mancano pochi giri però Very good purtroppo. job. Ti prego, Occo, ti prego, DRS Occo. has been enabled. Occo quinto, Occo quinto. Watch out for DRS. Copy. Occo quinto, manca pochissimo, però 2 giri non mollare. Quinti e settimi, dai che forse invece la safety car può ancora regalarci una soddisfazione. Final lap per Charles. You're fastest man on track. Ocon quarto, Ocon quarto. Ocon terzo. Ocon terzo, Ocon terzo. E Norris quinto, mamma che rimonta. Sorpasso spettacolare della McLaren. Grande Occo, grande Occo. No, che è successo? Yellow flag. We've had a big crash here. Incidente. Alonso, vabbè, Alonso. Auto anche Alonso, altro ritiro, mamma mia. Gara questa con moltissimi colpi di scena rispetto a Monza. Non qua vuole la seconda piazza, però dai che ci siamo ancora. Può farmelo il secondo posto con... Niente da fare. Terzo, va bene però. Va bene, terzi e quinti, perfetto. Consolidato il quarto posto. Bravi ragazzi, bravi. Rimonta negli ultimi giri. Leclerc si aggiudica il Gran Premio. Non vince ancora la Ferrari il mondiale qua. Buono, piloti. Settimo Teo Ocon sta cercando di recuperare su Norris. Costruttori alla grande. Fuga sull'Alfa Romeo. Buono. Buono. Punto sviluppo. Perfectus. Pallettone posteriore. Perfetto. Ora abbiamo 2 progetti. 1, 0. Questo in corso. La facciamo questo. Vabbè ragazzi, faccio un po' di cose da solo, se no il video diventa troppo lungo. Un saluto dal commendatore veneziano. Grandissimo podio. Ciao!